Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player che avevamo tralasciato per un po' di tempo a causa di qualche problemino tecnico. Allora, sono riuscito ad arrivare innanzitutto al capitolo dove eravamo rimasti e mancava davvero poco per raggiungere il termine del capitolo, quindi ci troviamo direttamente al capitolo successivo, ovvero al capitolo numero 10. Allora, vi farò un piccolo riassunto di quello che è accaduto quindi in precedenza. Siamo riusciti a raggiungere il nostro Marcelo e la nostra Giovanna, i due superstiti che erano riusciti a sopravvivere quindi all'attacco della SWAT nella favela, e in pratica Marcelo purtroppo è stato ucciso, quindi siamo riusciti solo a prelevare Giovanna uccidendo uno degli avversari più temibili che aveva fatto fuori Marcelo. Quindi adesso siamo arrivati alla stazione più vicina per cercare di fuggire da questo paese, ma a quanto pare ci stanno già cercando e a quanto pare abbiamo trovato rifugio in una sorta di discarica di autobus con solo in braccio una bella pistola e il nostro sangue freddo. Quindi vediamo quello che riusciamo a combinare. Allora, riprendiamo immediatamente il tutto. Benissimo. A quanto pare gli stronzetti hanno intuito che siamo americani, eccoli qua, e come potete ben vedere la nostra pistola PT-92 è nella nostra mano destra e a quanto pare non abbiamo nessun timore di premere il grilletto. Giovanna è nel retrotreno, sono ben 4 armati fino ai denti, ecco, probabilmente hanno capito dove siamo, quindi è meglio farlo fuori il primo, benissimo. Probabilmente ci sarà un po' l'audio sopraelevato. Diamo un'occhiatina ragazzi, probabilmente avevo ragione. Quindi continuiamo, benissimo, scusate per l'interruzione. Allora, prima di continuare abbiamo visto che gli avversari non sono i soliti faveliani, chiamiamoli così, dotati di una piccola giacca e un po' di armamentario sulle spalle. A quanto pare sono armati fino ai denti e addirittura hanno un po' di giubbetta antiproiettili nella parte anteriore del corpo, quindi stiamo molto attenti. L'unico bersaglio da colpire è la testa in questi casi. Vediamo un po', ultimi stronzetti, sono armati addirittura di fucili a pompa, ma a questa distanza, attenzione, meglio che mi rimangio le parole. Ricarica Max, benissimo. Ok, attenzione, guardate questi ultimi stronzetti, meno male che abbiamo una farmacia addosso ragazzi. Mio Dio, ci servivano le armi dell'esercito veramente, non siamo riusciti a procurarne neanche una. Però guardate la tenuta estiva di Max, addirittura c'è un caldo della malora, mamma mia. Maledizione, non ce la facciamo spaccare. Brutto stronzo. Questo non era molto equipaggiato bene. Giovanna però gli stanno sparando. Attenzione Giovanna. Bella, questo ultimo colpo è stato fenomenale. Gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? They're going to kill us. Giovanni, just wait there. Questa Giovanna è un po' stupida, ragazzi, Real soon, if we stay here, we have to move. Ma ti abbassi! Mamma mia, ragazzi, si vuole proprio far ammazzare. Mamma mia, vediamo chi sono questi stronzi che gli danno la caccia. L'hanno ammazzata! Lo sapevo ragazzi, non ci ha dato neanche il tempo di capire. Vabbè, adesso ci riproveremo con molta più attenzione. Dobbiamo farli fuori questi stronzi. Vediamo un po', eccoli. Vediamo che con questa bella pistola 9 mm riusciamo a metterli fuori uso. Benissimo. Erano anche loro armati fino ai denti. Due bei fucili di precisione. Mamma mia, Giovanna, mi sembra che tu sei un po' su di giri. Non puoi starti un attimo dietro il pullman qua. Ecco, bene, stai qui a terra. Intanto io mi occupo degli stronzi. Non ci vai, è meglio, fai bene. Guarda, altrimenti mi fai perdere solo tempo. Guardate, questo ultimo stronzetto con un fucile non riesce ad ammazzarci, mentre con la nostra bella calibro 9 siamo riusciti a metterlo fuori uso. Però bei posteri che ci sono qui a San Paolo, eh? Mamma mia della bella città. Allora, grazie a Dio. Sì, andiamo avanti. Avanti Max. Non fare la donnicciuola. Ecco qua, azioni alla John Rambo, meno male. Anzi, facciamoci questi ultimi due passi. Ok. Bene, lasciamola qui la nostra ragazzona. Ok, a quanto pare è una stazione di rifornimento degli autobus. Cecchino! Mamma mia ragazzi, ci ha fatto fuori la testa, benissimo. Ok, amico mio, gli abbiamo fatto spuntare la montatura Dolce & Gabbana da $300.000. Ok, guardate gli stronzetti che abbiamo davanti. Ricarica Max. Benissimo, dobbiamo stare attenti alle granate, perché ovviamente questi stronzi non è che si sono armati con nulla. L'ultimo proiettile in canna. Bene, ricarichiamo. E probabilmente con tutti questi antidolorifici che abbiamo in tasca è come se avessimo un bel giubbetto antiproiettili, ragazzi. Vediamo se possiamo beccare la testona del nostro amico. Avanti, brutto stronzetto. Bene. Siamo però un po' a corto di soldi. Dobbiamo rubare qualche proiettile.
Andiamo, facciamoci questo bel salto in avanti. Un proiettile dobbiamo sprecare. 2. Bene. 1 all'1. Ottimo, un colpo, un morto. Andiamo avanti. Non abbiamo abbastanza proiettili. Ma il nostro Max avrà una tenuta. Mamma mia, si è riuscito a beccare un colpo di fucile a pompa in pieno petto. Mamma mia, ancora non accusa segni di morte. Mamma mia. Vediamo quello che possiamo raccogliere. C'è qualche altra cosa. Bene, un bel Luz. Era proprio quello che faceva al caso nostro. Un altro stronzetto. Adesso gli facciamo dire le sue preghiere. Ma no, così Max. Mamma mia, sempre queste buffonate che fa il nostro eroe. Attenzione, ce ne sono altri. Eccolo qui. Abbiamo mandato a fuoco tutto. Questa azione mi ricorda un po' John Rambo, ragazzi. Mamma mia. Ok. Short of riding in on Oh a my God. parade float, Max. we couldn't have made our arrival going more on? obvious. What's We had to going on? hide someplace out of the open. Hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. Dimenticavo una cosa, ragazzi. La Giovanna qui accanto a noi ci ha appena riferito, nel momento in cui eravamo nell'autobus, che è incinta, quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo proteggerla con tutta la nostra foga. E la cosa che non mi spiego, guardate un po', quel ragazzone pelato ci ha prima sparato un colpo di doppietta in pieno petto, e Max che cosa accusa? Solo una piccola macchiolina rossa. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. Ecco, We're non hardly è a incinta, SEAL avete visto? team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, If we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Beh, sì. Avanti, amico mio Max, fai il gentiluomo. Sollevavi 150 kg nella palestra della polizia e non ce la fai alzare una donna. Avanti. Un po' di olio di gomito, amico mio. Però mi sa che finirà male, eh? Non so, ci sarà qualcosa che finirà male, sicuramente. Ah, che tecnologia queste scale. Proprio una leva e scende giù. Bene, bene. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. Eccoli, ovviamente. Damn it. Un'intera armata. Entriamo. Ecco, fai meglio, avanti. Ma siamo completamente pieni. Ci siamo messi contro una vera e propria gang. Avanti Max, fai il duro. Ovviamente sempre le solite azioni all'Assassin's Creed. Vedete un po', ragazzi. Ha qualcosa anche di Assassin's Creed. Tutte queste acrobazie geniali. Ovviamente anche gli interrogatori di L.A. Noire non si possono non tenere in considerazione. L'unica via di uscita. Realizza 8 uccisioni con la modalità bullet time. Wow. There's no way down! Hold on. Avanti Max, alza. Con una mano addirittura. Che ti senti? Mister Olimpia, mamma Through that mia. next room? Ecco, utilizziamo un po' di cervello invece solo della solita forza. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Bene, bene. Are you sure? Mi sa che al nostro Max lo dobbiamo chiamare Altair Phelps. È un po' un misto tra i due. Ci sono momenti che effettua acrobazie geniali, momenti che effettua interrogatori davvero magnifici. Un po' di tutto. Allora, visto che siamo in questa specie di armeria, diamo un'occhiata. Per quanto riguarda la pistola non è che abbiamo molte munizioni, quindi è meglio prenderci un uso. Ok, così possiamo utilizzare la doppia modalità di fuoco. Ok, vediamo cosa c'è qua su. La pistola che abbiamo lasciato. Vediamo se c'è qualche aspirina, qualche antidolorifico. Che musica, mamma mia, spettrale. Ok, ci sono solo delle merendine. Niente, lasciamo perdere. Max non è proprio dell'umore per delle merendine, a meno che non ci sia il suo whisky Kong. Apri porta del laboratorio di verniciatura. Verniciatura? I was getting good at this. Vediamo un po' cos'è questo laboratorio di verniciatura. Ci fanno diventare come dei pagliacci. Vediamo un po' cosa c'è. Verniciatura? Max! L'hanno preso come ostaggio. Ah no, ecco. I can't see a way down here either! There has to be something. Pensa Max, pensa. È tutto sudato, ragazzi. Max, guardatelo. Sta sudando proprio a crepapelle. No, ecco, lo sapevo. Guardate questi stronzoni. Una vera e propria squadra. Vediamo quello che riusciamo a combinare. No, la vedo male. Non abbiamo tutti questi antidolorifici per salvarci. Via Max, ricarica. Forza. Bene. L'ultimo stronzetto qua su. Quello ci assomiglia però, è un po' un cambiassone della situazione. Belle queste. Guardate questo qua. Chi è questo? E-Team, ragazzi, quello di E-Team. Attenzione, sì, E-Team ce l'hanno fatto a noi. Via, nascondiamoci. Utilizziamo le due pistolone. Eccolo qui. Bella, in piena testa. Gli abbiamo fatto sbattere anche la testona
nella bottiglia di whisky che aveva davanti. Ok, l'abbiamo ucciso. Ancora vivo? Amico mio, basta. Mamma mia, ma che è un'officina per gli auto? Sì, ma siamo a corto di munizioni, ragazzi. Ah, l'hanno ammazzata, l'hanno ammazzata. A meno che non sono completamente ciechi. Oddio, se ne sta crollando tutto. Guardatela, oh no. Mio Dio. Ma non abbiamo proiettili, 3 colpi abbiamo. Un colpo. Continuiamo a sparare. Oh mio Dio, abbiamo 3 colpi che si sono riprodotti. Mamma mia, si sono riprodotti dentro la canna. Oddio, non abbiamo più niente. Abbiamo un proiettile solo. Mamma mia, vediamo che riusciamo a combinare. Adesso che ci sta rincorrendo una vera squadra di gorilla e non abbiamo neanche un proiettile. Vediamo un po', abbiamo solo un uso con qualcosa. Però è davvero molto ma molto poco. Vediamo da questo lato. Ecco il primo. Bene. Ecco il secondo laggiù. Vediamo se riusciamo a prendergli il fucile. Eccolo. Pezzo di merda. Ok, mamma mia che azione. Are you okay? Sì, bene. There must be a way to drop those stairs down. Con incompetente qua sopra. I'm going to try something. Ah, amen, un po' di intelligenza finalmente. Prendiamoci finalmente qualche proiettile in più. Ottimo, ottimo, veramente ottimo. Anche un bel fucile a pompa, però io direi di... Vediamo quanti proiettili ha il fucile a pompa. Meglio tenerci il fucile a pompa, più proiettili, più potenti. E un attimo, io me la sto facendo, sto combattendo qua, mi sto consumando vita e munizioni. E lei qua lassù che si fa la furbetta. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Un altro fucilone qua a terra. Bene, altre munizioni che sono fondamentali, perché Max non è che ha tutta questa abilità nel corpo a corpo. Appena arrivano con 2 sputi lo buttano a terra. Vediamo qua dentro, antidolorifici. Allora, eccoli qua, benissimo. I needed to get to my unhappy place. Bene, benissimo Max. Lo so che quando li trovi ti emozioni in una maniera proprio fantastica. Allora, diamo un'occhiata qua su. Ovviamente Max è l'unica risorsa di questa ragazza, quindi devi un po' accettarla in tutti i suoi difetti. There's someone down there. Ovviamente, vediamo un po'. Diamo un'occhiata. Nemici che si avvicinano. L'unica soluzione. L'autobus è a terra. 8002. Diamo un'occhiata con calma, ragazzi. Guardate il fucilone che tiene Max in mano. Mamma mia, adesso gli facciamo cantare. Eccoli qua, guardate altri 2. 2 gorilla qua sotto. Il primo da far fuori è questo, però. Ma che mira! Una mira orba completamente. Abbiamo, se no, 1 grado su 10. Allora, ce ne sono altri. Ok, adesso utilizziamo il nostro fucile a pompa, visto che ci troviamo in una distanza più che ravvicinata. Bene, ma non abbiamo completamente colpito. Ok. Mio Dio. Attenzione, Max. Bella, completamente. Mi sembra un po' The Rock nel film. Non mi ricordo il film. Comunque ricaricava i fucili a pompa con le ascelle. Fantastico. Attenzione. Guardate della manciata di piombo che è arrivata addosso a questo stronzetto. Veramente fantastico. Ok, vediamo un po'. Ovviamente non è che scende Max, scende la ragazzina incinta, fa scendere lei. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. My luck was running true to form. Bene ragazzi, ci siamo divertiti un po' andando avanti nella nostra campagna. Abbiamo fatto a pezzi un'intera gang della favela che ci stava inseguendo, ovviamente solo con il nostro fantastico Max. E continueremo ovviamente la nostra campagna adesso che non ci sono più problemi del carattere tecnico. E ovviamente cercheremo di portare la nostra cara amica Giovanna fuori da questa stazione degli autobus, che è veramente sentinella di San Paolo. Era l'ultimo posto dove mi sarei aspettato di combattere. Cioè mi aspettavo un po' un campo da addestramento, una sparatoria in città, un seguimento d'auto. Invece niente, qui in un'officina di autobus ormai marcia. Allora ovviamente continueremo la nostra campagna e vedremo un po' di portare avanti ovviamente l'obiettivo principale, ovvero quello di salvare ormai l'unico superstite che ritroviamo, ovvero la nostra Giovanna. Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, e spero che seguiate la saga di Max Payne 3, che ovviamente è ricominciata, e ancora non è che siamo quasi al termine del gioco, ancora ci saranno notevoli gameplay da pubblicare, soprattutto perché ancora il gioco deve evolversi, ovvero ci saranno ancora numerose ore di gioco. Quindi alla prossima ragazzi, ciao a tutti!